Sono le 8 in punto e come sempre il buongiorno da Buongiorno Sicilia, da Roberta Lunghi. E anche da Emanuela Corsi. E allora fra poco con Emanuela ovviamente lo sguardo ai giornali, ma noi cominciamo con le notizie delle ultime ore e cominciamo parlandovi di una lista di impresentabili. Si avvicinano le amministrative 24 e 25 maggio e appunto è emerso proprio ieri pomeriggio, è emersa una lista di impresentabili in tutto il paese. Tra questi 4 sono proprio in Sicilia. Sentiamo. Sono 28 i candidati alla carica di sindaco considerati impresentabili alle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno in tutta Italia il prossimo 24 e 25 maggio. Almeno questo è quello che emerge dalle verifiche svolte in Commissione parlamentare antimafia in merito alle violazioni del codice di autoregolamentazione dei partiti. A rendere noto l'elenco è stata la stessa presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo. Complessivamente sono state esaminate le posizioni di 35 comuni. In Sicilia ci sono i casi di Agrigento, Enna, Messina, Marsala in provincia di Trapani, oltre che quello dei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, e in questo elenco speciale nell'isola rientra Randazzo in provincia di Catania. Tra gli impresentabili figura il candidato sindaco per il comune di Agrigento Luigi Gentile, che corre con le liste Democrazia Cristiana, Noi Moderati, Sud chiama Nord, Lega Agrigento, Gentile sindaco di Agrigento, Prima l'Italia, e secondo quanto emerso Gentile è imputato in un procedimento per bancarotta fraudolenta davanti al Tribunale di Agrigento. I fatti risalirebbero a marzo 2021. Diversa la situazione di Randazzo in provincia di Catania, comune sciolto per mafia a gennaio 2024 sotto la guida del sindaco autonomista Francesco Sgroi. Dei 5 candidati alla poltrona di primo cittadino, 3 risulterebbero impresentabili. Si tratta di Alfio Pillera, Gianluca Anzalone e Cettina Foti. I 3 facevano parte della giunta Sgroi. Anzalone era vice sindaco, Pillera e Foti erano assessori. In una nota, la diretta interessata Cettina Foti specifica di non essere mai stata coinvolta in inchieste o procedimenti, né ha mai avuto alcun ruolo nei fatti che hanno portato allo scioglimento del comune di Randazzo. E questo fin qui, quello che vi abbiamo raccontato, ma naturalmente sui giornali si parla di impresentabili. Lo vediamo sulla Sicilia, allora. Ecco gli impresentabili di Sicilia tra processi aperti e comuni sciolti in occasioni come questa. La citazione che va per la maggiore è quella della calunnia, che è un venticello che poi diventa sempre un temporale, scrive la Sicilia. Di sicuro l'hanno pensata i 5 siciliani appunto nell'elenco degli impresentabili della Commissione Nazionale Antimafia presieduta da Chiara Colosimo. Si tratta, come sentivamo anche nel servizio, di Luigi Gentile, candidato sindaco ad Agrigento, di 3 dei 5 aspiranti primi cittadini di Randazzo nel catanese, Freddi Pillera, Cettina Foti e Gianluca Anzalone, di un candidato al Consiglio Comunale randazzese, Emilio Emanuele Lapiana, tutti citati perché la loro corsa elettorale violerebbe il codice di autoregolamentazione approvato dalla stessa Commissione nel 2014. In pratica si tratta di una moratoria interna. I partiti, leggiamo il virgolettato, le formazioni politiche, i movimenti, le liste civiche si impegnano in occasione di qualunque competizione elettorale a non presentare, nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, candidati che non rispondano ai requisiti più stringenti della legge, ma spesso invocati dai cittadini. Per esempio, non candidare né sostenere persone rinviate a giudizio o condannate, anche se in via non definitiva o sottoposte a misura cautelare, oppure persone in stato di latitanza. Poi dicevamo il capitolo Randazzo è quello più corposo, perché appunto 3 su 5 candidati a sindaco sono appunto impresentabili. Ricordiamo che il comune è stato sciolto per mafia. E adesso cambiamo argomento. Ieri a Messina il ministro Pichetto Fratin ha visitato la zona appunto della zona falcata appunto di Messina, nella zona del porto, parlando di necessità di riqualificazione. Sentiamo. Un luogo ineguagliabile, una terrazza meravigliosa sullo stretto. L'area della zona falcata di Messina è stato il luogo che il ministro per l'ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha visitato nel pomeriggio di ieri per valutare la condizione di uno dei simboli del degrado negli anni della città. L'obiettivo è quello di ridare a Messina la vivibilità di quegli spazi. Noi dobbiamo assolutamente metterci in mano, ripristinare
ricreare delle condizioni di adattabilità, perché in alcuni casi il ripristino complessivo totale non è più possibile, ma un utilizzo diverso con un ripristino è possibile. Alla visita, in chiave elettorale, era presente anche il presidente dell'autorità di sistema portuale Francesco Rizzo, che ha ricordato come siano già stati stanziati 20 milioni di euro per la prima bonifica dell'area, ma non bastano e lo stesso ministro ne è consapevole. Sono necessari grandi investimenti che non bastano probabilmente 20 milioni per dare una soluzione, che ne serviranno altri, ma è la strada giusta, è la strada per consegnare non solo agli attuali ma alle future generazioni un territorio vivibile. Il piano di recupero della zona falcata della cinquecentesca Real Cittadella è un sogno antico per mettere a sistema beni storici, culturali e paesaggistici e recuperare la faccia a mare proprio a poche centinaia di metri dal centro città. E adesso andiamo direttamente a Niscemi, perché a 4 mesi dalla frana che ha praticamente distrutto buona parte del comune è arrivato un altro crollo. Si è completamente sbriciolata una palazzina sotto l'occhio delle telecamere di sorveglianza. Sentiamo. Un boato improvviso, poi il vuoto. In pochi secondi l'edificio si sbriciola e precipita nel burrone. Le immagini, riprese dalle telecamere di videosorveglianza di una casa ormai disabitata, arrivano dal quartiere Pirillo di Niscemi, una delle aree colpite dalla frana che dal 25 gennaio scorso ha sconvolto la città. La palazzina crollata si trovava sul coronamento della frana, all'interno della cosiddetta zona nera, quella ritenuta più pericolosa e destinata alla demolizione. La frana, estesa per circa 4 km tra i quartieri Sante Croci, Trappeto e Via del Popolo, aveva provocato il collasso di strade, villette e palazzi, costringendo all'evacuazione circa 1500 persone. Oggi sono ancora circa 500 gli sfollati che non possono rientrare nelle loro abitazioni. Intanto, come stabilito dalla Protezione Civile, tutte le case in zona nera saranno abbattute perché considerate a rischio crollo, una scelta contestata dagli abitanti che speravano di salvare almeno parte delle loro case. Secondo il report dei geologi coordinati da Nicola Casagli, presidente dell'OGS, non esiste una soluzione definitiva per stabilizzare il territorio. Lo scenario più temuto è quello dell'arretramento progressivo della scarpata. Per questo la frana dovrà essere monitorata costantemente, forse per sempre. Niscemi, così come l'Etna, resterà sotto osservazione continua da parte dei tecnici. E di Niscemi naturalmente si parla praticamente ormai quasi ogni giorno, Emanuela, dal giorno della frana. Sì, dal 25 di gennaio naturalmente i riflettori sono sempre puntati su questo comune siciliano interessato da questi importanti smottamenti, ma chiaramente non sono i primi, sono già avvenuti in passato e forse non sono stati attenzionati con dovizia di particolari. Andiamo a vedere a pagina 8 la Sicilia, palazzina viene giù dopo 30 anni, crolla l'emblema dell'inefficienza, appunto, scrive la Sicilia, uno dei pochi edifici resistiti alla frana del 1997, i soldi per demolirlo sono arrivati, pensa, nel 2025. Questa palazzina si trovava, anzi per meglio dire, nel quartiere Pirillo, non quello di Sante Croci dove ci siamo concentrati con la cronaca, soprattutto in questi mesi. Il quartiere Pirillo è stato interessato dall'evento franoso del 97, quella palazzina era l'emblema dei ritardi appunto della burocrazia della Protezione Civile Nazionale, che solo dopo diverse sollecitazioni ha chiuso un lungo capitolo aperto appunto nel 97, quindi 30 anni fa. Adesso con la frana del 25 gennaio se ne è aperto un altro e le somme messe a disposizione dal governo Meloni già ci sono. Servono solo i progetti per la messa in sicurezza e l'avvio delle demolizioni, comprese quelle degli edifici che sono rimasti in bilico da quasi 30 anni. Quindi insomma c'è un problema che rimane ed è legato alla frana avvenuta appunto 30 anni fa, oltre all'emergenza che si è aggiunta all'inizio di quest'anno. La frana intanto continua a muoversi, gli smottamenti sono frequenti, pian piano si sta riempiendo la scarpata ma di detriti edili, quelli che per portarli in discarica costeranno un bel po' di soldi. Per procedere alle demolizioni degli immobili nella fascia di sicurezza di 50 metri saranno necessari circa 5.800.000 euro.
E adesso il calcio, è giornata cruciale, lo è per il Palermo, ma noi ci occupiamo oggi del Catania che giocherà questa sera la gara di ritorno playoff contro il Lecco al Massimino, una giornata fondamentale per il proseguo. Ci saranno almeno 20.000 spettatori, nessuno di questi provenienti da Lecco per la trasferta vietata appunto ai tifosi del Lecco, ma le ultimissime in questo servizio. La prestazione prima del risultato, anzi dei 2 risultati su 3 che permetterebbero al Catania di qualificarsi alle semifinali dei playoff. Mimmo Toscano è stato chiaro alla vigilia della partita di questa sera al Massimino che vedrà i rossazzurri affrontare il Lecco, dove vuole fare valere il ruolo da testa di serie il fattore campo. Dopo lo 0-0 dell'andata alla squadra di Toscano basterà non perdere, ma l'allenatore ha puntato molto sul concetto del gruppo, della squadra. Io ho detto ai ragazzi che si vince tutti insieme. Vanno in campo 11 alla volta, ma tutti sono in grado di determinare. L'hanno dimostrato nell'arco della stagione, ma anche domenica, che chi subentra ha sempre cambiato la partita, anche perché c'è un vantaggio, è più fresco, vede quello che serve per cambiare le cose, quindi abbiamo bisogno di tutti. Il Lecco recupererà 2 giocatori importanti come Metlika e Duca, sarà una gara diversa rispetto a quella dell'andata. Toscano ne è convinto. Io credo che farà una partita diversa rispetto a domenica, soprattutto per gli interpreti che metterà in campo. Se recupera quei 2 centrocampisti, Metlika e Duca, hanno caratteristiche diverse da quelli che hanno giocato domenica, ma a prescindere dall'avversario, che l'abbiamo già tastato, è la nostra prestazione che farà la differenza. Il Catania, ha detto ancora il tecnico, ha acceso i motori dei playoff, si è ambientato nel clima delle partite e sa che l'aspetto mentale è fondamentale. Rispetto al match d'andata restano fuori Corvari e Lunetta, quest'ultimo destinato a saltare anche le semifinali. Rimane in forte dubbio Di Noia, Pieracini a posto. La novità potrebbe riguardare il ritorno dal primo minuto di Donnarumma a sinistra e Jimenez titolare sulla tre quarti al posto di Bruzzaniti. Il pienone allo stadio è scontato, la spinta di 20.000 tifosi rossazzurri sarà fondamentale, non ci saranno tifosi ospiti dopo gli incidenti dell'andata. Calcio d'inizio alle 20:30 su Telecolor, dalle 20 il via, 3 ore live con diretta stadio. E naturalmente, insomma, andiamo sulle pagine dei giornali per questa attesa gara del Catania. Vediamo sempre sulla Sicilia, dicevamo il Massimino stracolmo, questa sera il Catania a un passo dalla semifinale, Massimino sold out contro il Lecco, il via alle 20:30. Nessuno in casa rossazzurra vuole fare calcoli, ma basterebbe anche un pari per passare il turno. Casasola ancora titolare, il tecnico toscano pensa ad alcune rotazioni mediane sulla tre quarti. Ci sono anche delle iniziative interessanti per chi vuole andare a seguire il Catania appunto allo stadio. Intanto la metro gratis al ritorno e orario prolungato. Chi andrà allo stadio in metro, lo ha chiesto il sindaco Trantino, al ritorno potrà viaggiare gratuitamente. Pensa, c'è proprio una città che si stringe attorno al Catania. Orari prolungati, ultime corse con partenza da Montepo alle 23, ultima corsa dalla stazione Stesicora alle 23:30. E poi invece per quanto riguarda i possessori di Wii Catania, il club rossazzurro in una nota ha sottolineato che i possessori di tagliandi caricati sulla card Wii Catania dovranno necessariamente esibire il segnaposto cartaceo, questo lo diciamo appunto a chi ci segue. In difetto della documentazione l'ingresso non potrà essere consentito, tutti gli spettatori dovranno mostrare poi il documento di identità. E allora oggi in campo vediamo le partite di ritorno del secondo turno nazionale: Union Brescia Casarano, Ravenna Salernitana, Ascoli Potenza e poi appunto Catania Lecco. Le semifinali si giocheranno il 24-27 maggio, le finali invece sono in programma il 2 e il 7 giugno. Vediamo nell'altra pagina le parole del tecnico alla vigilia appunto di questa importante partita.
Toscano controcorrente, pensiamo alla prestazione, non al risultato finale. Adesso leggiamo bene alcune situazioni. Jimenez può incidere al top, alla piena fiducia dei compagni. E allora io direi che possiamo anche continuare con le altre notizie. Restiamo allora a parlare di calcio, quindi vediamo anche la prima pagina appunto della Sicilia. Oggi Catania-Lecco, sale la febbre playoff, ma ci sono, ricordiamo, anche gli spareggi promozione di Serie B, e allora il Palermo questa sera a caccia del miracolo per continuare a sognare la A dopo la pesante sconfitta dell'andata contro il Catanzaro. Palermo che ha perso per 3-0 fuori casa, quindi sarà veramente una rimonta difficile per il rosanero, ma continua appunto a crederci in questo sogno della massima serie. Vediamo le altre notizie. E allora le amministrative in Sicilia, tra i fatti in primo piano, voto con vista regionali, test per il governo Schifani, il campo largo si misura, e poi appunto si parla degli impresentabili, notizia che abbiamo visto prima, così come questa caduta, questo crollo di questa palazzina che era nel vuoto è sospesa appunto sul burrone da 30 anni, fondi in ritardo. Vediamo ancora altre notizie, il racconto addio comitato tecnico, così il parco dell'Etna resta imbalsamato. Vediamo all'interno della Sicilia, la prima pagina di Catania, piazza Pappalardo, altri lavori per coprire i resti archeologici. Il comune ha stanziato 125.000 euro dalla tassa di soggiorno per questo intervento. E poi, a proposito di interventi, ci si prepara alla stagione estiva, quindi vediamo le ruspe in azione a San Giovanni Licuti per ricreare la spiaggia nera tanto amata dai catanesi, interventi appunto in vista dell'estate. E poi nelle periferie 7 famiglie su 10 sono in povertà, questa è la ricerca di Save the Children, che tocca anche il capoluogo etneo. Vediamo ancora altre notizie. Verso l'atteso museo dell'Etna che dovrà sorgere nell'ex ospedale Vittorio Emanuele, lavori secondo tabella di marcia. E poi il report di Confindustria, imprese dinamiche nel 2026, investimenti per ben 3,8 miliardi. Si parla anche di crisi idrica, piana di rete idrica per evitare appunto la sete durante l'estate. Ricordiamo, la piana di Catania è uno delle zone che soffre particolarmente durante i mesi più caldi durante i mesi estivi. Vediamo la prima pagina di Palermo e provincia, migliaia di minori in difficoltà, ecco dove la vita inizia in salita. Sempre il report di Save the Children, prima abbiamo visto appunto quel dato, 7 famiglie su 10 nelle periferie è a rischio povertà, e qui vediamo invece un altro dato del rapporto, più di 14.000 i giovani in condizioni di disagio. E ancora vediamo la cardiochirurgia pediatrica, il bambino Gesù all'ospedale civico, il no dei volontari. Ancora vediamo la denuncia che arriva da Palermo, parcheggio Mongibello, troppi posti vuoti. E poi per la cronaca si parla come sempre di Malamovida, rissa per strada in via Macheda, ancora un episodio, nessun intervento sul degrado. Vediamo nel taglio basso, rischio antivirus, il policlinico riferimento in Sicilia occidentale, questo per quanto riguarda appunto questa nuova epidemia. Andiamo a vedere adesso la prima pagina invece di Repubblica Palermo, anche qui la politica in primo piano, alla vigilia del voto del 24 e 25 maggio, Schifani diffida gli assessori, niente comizi con chi divide, centrodestra verso le comunali, tra le spaccature il caso degli impresentabili, il presidente e i suoi, non andate nelle città dove non siamo uniti o ne rispondete a me. Queste le parole appunto del governatore. E poi in retroscena da Forza Italia a Fratelli d'Italia, chi lavora a queste regionali anticipate. Si parla ovviamente di sport, di Palermo, in 30.000 per credere all'A, i rosa inseguono l'impresa, anche lo stadio Barbera questa sera registrerà il pienone, 30.000 tifosi per la gara appunto di ritorno con il Catanzaro. Cambiamo argomento, vediamo Tommaso Natale, il boss esce di cella e
e saluta sui social. Il boss Giuseppe Serio esce dalla carcere dopo 7 anni e si manifesta su TikTok, che a quanto pare è uno dei social più amati proprio da chi vive in questi ambienti di criminalità. Non è un mafioso come tanti, è stato uno stretto collaboratore appunto di Calogero Lo Piccolo, il padrino più autorevole del mandamento di Tommaso Natale. E poi segreti di Lo Piccolo, si trova all'estero il tesoro del racket. Vediamo nel taglio basso una storia che ha commosso, possiamo dire, l'Italia, alla Farai, questo libico che era stato arrestato, ha scontato 11 anni di carcere perché era stato considerato uno scafista, invece poi ha ottenuto la grazia da parte del presidente Mattarella. Finalmente lascia Lucciardone, lotterò ancora, ha detto. E allora andiamo a vedere proprio questa notizia. Farai lascia Lucciardone, mi ha salvato l'innocenza, libero dopo 11 anni di carcere per strage, una gioia a metà. In cella ci sono i miei compagni, lotterò anche per loro. Lui era un calciatore libico accusato di essere scafista. Dopo l'ok alla revisione del processo e la grazia parziale, da ieri è libero e sposerà tra l'altro una attivista di una ONG, quindi una storia a lieto fine per un giovane che appunto ha dovuto difendersi da accuse molto pesanti e che è approdato appunto con un barchino nel nostro paese. Andiamo a vedere la Gazzetta del Sud. E vediamo anche qui questa storia in prima pagina. Dopo un incubo di 11 anni, Ala Farai torna in libertà. La detenzione di un innocente, il libico ex promessa del calcio, è uscito da Lucciardone dopo una lunga carcerazione. E poi si torna a parlare dei casi e delle morti sospette in cardiochirurgia al Papardo. Morti al Papardo, 3 perizie scagionano medici e ospedale. Depositate 3 nuove consulenze, interventi corretti, infezioni non dovute ai sanitari. Ancora vediamo amministrativa a Messina, candidati alla volata finale. E invece ancora vediamo sul Giornale di Sicilia le altre notizie legate alla nostra regione. In primo piano case popolari nelle mani del racket a Palermo, documenti sequestrati al comune, 10 alloggi intestati a un soggetto legato ad ambienti criminali. E qui vediamo la foto dell'assessore Fabrizio Ferrandelli che guida gli uffici comunali dell'emergenza abitativa. Spesso lo abbiamo visto anche intraprendere delle azioni forti proprio per evitare che appunto questi alloggi popolari finissero nelle mani sbagliate. Addirittura ha presidiato personalmente, ha dormito in alcune case che dovevano essere consegnate ai titolari appunto di questo diritto. E poi lo scontro di potere allo Zen, a colpi di pistola allo Zen 2 si spara ancora. Da giorni si registrano colpi di pistole da un padiglione all'altro, segno che è in corso una faida per controllare il territorio. Bene, grazie Emanuela. Prende solo fiato la collega, poi la seconda parte della rassegna tra pochissimo. Noi andiamo a vedere le immagini delle nostre telecamere a Catania sul nodo dell'ex Tondo Gioeni, e il traffico di quest'ora è praticamente la fotografia di quello di tutti i giorni. Le auto procedono in modo piuttosto lento sulle 2 parti, sia verso Misterbianco che verso Ognina. Questo è il viale Vincenzo Giuffrida, ovviamente l'accesso alla città ma anche l'uscita verso le autostrade, anche verso Ognina, un traffico tutto sommato modesto. Ecco qua la fila di macchine invece, e anche qui Emanuela facciamo il racconto praticamente identico un po' tutte le mattine, perché il famoso punto che si avvicina peraltro anche alla nostra sede sul viale Odorico da Pordenone è certamente il più trafficato che vi mostriamo la mattina.
Adesso andiamo alla playa, perché questa è un'immagine, una cartolina dalla playa di Catania. Sembrerebbe esserci oggi insomma una bella giornata, una spiaggia di sabbia baciata dal sole, il mare assolutamente calmo, mentre l'immagine dell'Etna mostra ovviamente anche qui una giornata abbastanza serena e ormai davvero la neve è quasi del tutto scomparsa. Le temperature si sono elevate, stessa cosa la facciamo guardando l'Etna da Taormina. Bene, allora noi ci fermiamo per una pausa e subito dopo continueremo a leggere i giornali grazie a Emanuela Corsi con la pagina nazionale e internazionale. A tra poco. Siamo tornati in studio, buongiorno Sicilia, subito Emanuela Corsi, la seconda parte della nostra rassegna stampa. A te Emanuela. Sì Roberta, allora in primo piano oggi ci sono tanti temi, ma ce n'è uno in particolare, cioè questo stop alla flottiglia ancora una volta da parte dell'IDF in questa nuova missione degli attivisti che sono partiti da diversi paesi e anche dalla Sicilia per portare gli aiuti a Gaza. E allora vediamo il Corriere della Sera, flottiglia. Spari e arresti in mare, proiettili di gomma sulle barche. Tra i fermati c'è anche il deputato dei 5 Stelle Caro Tenuto, che si era imbarcato appunto per sostenere questa missione. Tajani: Israele garantisca l'incolumità degli italiani. E poi difesa il caso della mozione di maggioranza, rivedere le spese NATO al 5% del PIL. Poi c'è stato il dietro front. Vediamo le altre notizie, intanto l'analisi. Il costo della guerra per le imprese, 25 miliardi di dollari. E poi si parla anche di Putin, dall'alleato Xi la sfida all'Occidente, lo zar a Pechino tra affari e conflitto. Vediamo ancora altre notizie, intanto alle Maldive sono stati recuperati 2 sub, oggi riprenderanno invece le operazioni per recuperare i corpi degli altri italiani che sono morti in questa immersione, persi nella grotta senza più aria. Ritrovate le telecamere, le GoPro, che sicuramente serviranno per capire appunto cosa sia accaduto. A 60 metri di profondità la task force di sub finlandesi ha recuperato i primi 2 corpi degli italiani morti nella grotta degli Squali alle Maldive. Si tratta di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Le loro telecamere sono state consegnate agli investigatori. E poi si parla ancora di questo attentato da parte di El Khudri. El Khudri resta in carcere, voleva la strage, ma per il PM non è terrorismo. Convalidato l'arresto, disposta la perizia psichiatrica. Intanto la sorella del giovane si dispera e dice: non so se riuscirò mai più a guardarlo. Ricordiamo appunto questo episodio è avvenuto nel centro di Modena. El Khudri a bordo di un'auto sfrecciava a folle velocità sulla folla per appunto uccidere. Vediamo la fotonotizia invece dedicata a questo giovane, è il figlio di Mr. Mango, il fondatore della casa di moda spagnola, che era morto 2 anni fa. Non era un incidente, ma a quanto pare è stato ucciso proprio dal figlio. La morte di Mr. Mango è stato ucciso dal figlio. La polizia regionale catalana, Mossos d'Esquadra, scorta in tribunale a Martorell Jonathan Andic, di 45 anni, accusato appunto di aver ucciso il padre, il fondatore dell'impero spagnolo della moda Mango, Isaac Andic, morto in montagna nel dicembre di 2 anni fa. Non sarebbe stato vittima di un incidente, lo avrebbe appunto ucciso il figlio Jonathan, che ha ricostruito la polizia catalana sul Montserrat. A 1 ora da Barcellona lo avrebbe spinto giù in un dirupo. Ecco, questa la verità sulla morte di questo noto imprenditore della moda internazionale. Vediamo la Repubblica di oggi, anche qui apertura dedicata alla missione della flottiglia. Israele spara sulla flottiglia
proiettili di gomma dei comando della Marina contro le barche per Gaza. Arrestati 29 militanti, tra loro anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Le opposizioni, il governo reagisca. E a proposito di Caro Tenuto, oggi c'è un'intervista. Netanyahu dice: dovrà rispondere del mio sequestro. Poi vediamo ancora invece questo reportage che oggi ha pubblicato Repubblica. A Cuba, il tramonto del castrismo nella Cuba ormai allo stremo, le code interminabili fuori dalle banche spesso sfociano in momenti di tensione, ma anche nei giorni scorsi avevamo visto parlare di Cuba che è veramente in ginocchio. Ricordo che su Avvenire si parlava invece della sanità cubana che ormai è allo stremo. E poi anche qui spesenato, la destra nel caos, la maggioranza presenta e poi ritira mozione sulla revisione del 5%, notizia che vediamo in primo piano proprio sulla notizia. Destra in tilt sul 5% del PIL in armi, prima lo stoppano, poi ci ripensano. Maggioranza in confusione sul riarmo, prima propone la retromarcia sul 5% del PIL in armi, sottoscritto in sede NATO, ma poi ci ripensa e lo stop sparisce dalla mozione. Più che disarmanti, anche per parafrasare un po' le frasi del di Papa Leone XIV. Vediamo la Stampa, tiro alla flottiglia, e poi vediamo ancora Putin in ginocchio da Xi Jinping. Oggi il vertice in Cina, Iran il pressing di Trump, l'accordo va chiuso entro domenica. Questi i due fronti, si parla di Ucraina ma si parla anche naturalmente della guerra in Iran tra Stati Uniti appunto e il paese medio orientale. Vediamo Avvenire. Italia al carcere duro, cresce l'affollamento, aumentano i suicidi e raddoppiano i bambini dietro le sbarre. Più ricorsi per trattamenti inumani e degradanti, ostacolato l'ingresso delle associazioni. Questo è il rapporto di Antigone, sono 64.436 le persone recluse a fronte di una capienza di 51.265 posti. Ancora andiamo avanti e vediamo il resto del Carlino. Modena. Non è terrorismo, questa è l'apertura, ma El Khudri voleva la strage. Il PM esclude l'aggravante. L'infermiera soccorritrice: così ho aiutato la donna amputata. Ricordiamo che a 2 persone sono stati amputati gli arti inferiori. Vannacci Salvini, sfida sulle polemiche dopo l'attentato, e Ravetto che si schiera con il generale. Ravetto, deputata della Lega, che appunto ha scelto di invece abbracciare il nuovo progetto del generale, progetto politico del generale Vannacci. E poi vediamo la fotonotizia nel taglio centrale: Israele spari contro la flottiglia, deputato tra i 29 italiani fermati. Dicevamo appunto tra di loro c'è anche Caro Tenuto dei 5 Stelle. Vediamo nel taglio basso Maldive. I sommozzatori finlandesi recuperano altri 2 corpi, le foto le vediamo accanto. Marina Montefalcone aveva 52 anni e Federico Gualtieri ne aveva soltanto 31. La tragedia dei sub-italiani, si indaga per omicidio colposo. Andiamo avanti, vediamo il Messaggero. Patto, l'Europa apre all'Italia. Il vicepresidente Dombrovskis: stiamo esaminando la richiesta di Roma. Tra le ipotesi non c'è solo la deroga verso la proroga del taglio delle accise. La maggioranza rivede il 5% delle spese NATO. Poi lo stop, questo nel sommario oggi sul Messaggero. E poi dicevamo appunto per quanto riguarda questi italiani morti alle Maldive, nelle GoPro dei sub i video della tragedia, e recuperati i corpi della prof e di Gualtieri. Le riprese degli ultimi istanti di vita, preziose appunto per le indagini, per cercare di capire che cosa sia accaduto a questi 5 italiani appunto in fondo alla mare durante questa immersione. Vediamo il Giornale di oggi nel taglio alto. Energia, l'Europa apre alla proposta italiana. Si tratta sulla flessibilità. Anche qui in primo piano questo tema. Dombrovskis: la valutiamo. Giorgetti: ci sono tante strade. E poi
in Senato. Spese della difesa, il 5% è troppo, ma la mozione poi all'ultimo viene ritirata. L'attentato di Modena, la pazzia non c'entra, Salim El Khudri voleva la strage, il GIP esclude il terrorismo ma smonta le tesi buoniste, si indaga sulla possibile istigazione. E poi sempre qui vediamo stranieri violenti, instabili, in Italia ci sono 700 mine vaganti, scrive appunto il giornale. Vediamo qualche notizia di economia sul Sole 24 Ore. Vediamo intanto AI, si parla di intelligenza artificiale, una raffica di IPO che sarebbero offerte pubbliche iniziali da 4.000 miliardi, tiene alti umore e indici a Wall Street. La vittoria giudiziaria di OpenAI su Musk spiana la via alla quotazione, poi rischio bolla per il settore AI, ma nonostante i rischi il mercato vede rosa. E poi si parla delle accise, nuova proroga degli sconti, più fondi al trasporto locale. Ancora un'ultima notizia, magari prima di chiudere, sì. Forse vediamo ancora qualche titolo, Roberta, velocemente. Assolutamente sì, abbiamo il tempo. Il Fatto Quotidiano, allora vediamo, gli si è ristretto il riarmo, scrive a proposito di questo 5% da investire nelle spese militari. Crosetto blocca la mozione Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia. Governo bollito, la maggioranza chiede di revocare l'impegno NATO, poi si rimangia tutto, un successo delle opposizioni unite. Questo era il Fatto Quotidiano, vediamo Libero. Non è matto, invece il riferimento è a Salim El Khudri, attentato a Modena, il GIP smonta la sinistra, la giudice nessun elemento per ritenere che il gesto appunto di questo 31enne sia conseguenza della sua patologia psichiatrica. Zittito chi vuole ridurre tutto ad un momento di follia. E poi si parla di immigrati, ovviamente su Libero. Africano gira per Milano con in mano una mannaia, è stato fermato con il taser. Vediamo anche questa foto dove uno dei due è Zapatero, l'altro è Sanchez. Zapatero, ex premier spagnolo, nei guai, crollano i miti spagnoli del PD, l'ex premier infatti è indagato e il paese è in crisi. E allora ci fermiamo qui, ma ritroveremo Emanuela nell'ultima parte della trasmissione, notoriamente e solitamente insomma, per un dulcis in fundo che sta già preparando per tutti voi. Noi ci fermiamo adesso per una pausa e torniamo con il primo dei nostri argomenti di oggi. A tra poco. Siamo tornati in studio, il nostro primo momento è dedicato a uno spazio molto importante perché quando si parla di iniziative che sono volte a far comunicare delle fragilità, dei momenti difficili soprattutto nell'ambito familiare, quindi non solo ragazzi ma anche genitori insieme, quando si sonda, si aiuta in qualche modo a far venire fuori dei problemi, questo certamente è l'anticamera della possibilità che questi disagi non sfocino in qualcosa di più difficile e più pesante. Dunque saluto e ringrazio Francesca Andreozzi, psicologa e presidente di Centro Coros Catania. Buongiorno dottoressa. E allora dicevamo importante perché prima di tutto è importante ascoltare chi parla e magari cercare anche di mettere nelle condizioni di far aprire qualcuno che ha un disagio. Sì, sappiamo che in questo momento l'adolescenza è una fase particolarmente delicata, più di quanto lo sia stata da sempre, è connotata da solitudine, da difficoltà relazionali. E ultimamente sono stati proprio gli studenti e le studentesse a scendere in piazza e a chiedere ascolto. E noi come presidio che esiste sul territorio catanese da anni ci siamo e abbiamo voluto rimarcare la nostra disponibilità e la nostra accoglienza proprio all'ascolto. Ecco, questa cosa ovviamente ha dato poi vita a una iniziativa ben precisa legata a REC. Sì. Che torna, diciamo, per il secondo anno consecutivo. Di cosa si tratta? REC, che sta per Real Communities, è un progetto iniziato l'anno scorso che prevede anche la collaborazione di un partenariato con diverse associazioni, tra cui Officina Social Meccanica, l'Arci di Catania, Fieri, quindi
siamo diverse associazioni che lavorano insieme proprio per promuovere il benessere psicologico degli adolescenti. È un progetto finanziato da Impresa Sociale con i Bambini che ha deciso proprio di puntare sul benessere. Sappiamo che il disagio psicologico è trasversale, attraversa davvero tutta la fascia. Il nostro target è 13-18 anni. Stavo per chiederglielo, la sensazione che, come dire, no, la fascia di età si allarghi un attimo in più verso il basso, è probabile. Sì. E quindi è importante avere sia delle azioni di prevenzione volte ad individuare presto dei segnali di disagio, ma anche offrire degli spazi in cui i ragazzi possano coltivare i loro interessi, i loro talenti, possano scoprire e crescere in un contesto in cui ci siano degli adulti di riferimento. Ecco, perché è così importante che questa cosa si svolga nella dinamica delle famiglie che partecipano a questo progetto? In questo caso questo nuovo laboratorio narrativo permanente è nato proprio dal fatto che ci sono diversi adolescenti che noi stiamo seguendo anche dal punto di vista proprio psicologico, con un supporto individuale dedicato, ma spesso ci sono anche dei genitori che ci chiedono aiuto e quindi al di là della terapia familiare abbiamo deciso di sperimentare questo approccio che è multifamiliare. Vuol dire che i nuclei sono invitati, quindi genitori e figli insieme, a partecipare a degli incontri in cui attraverso delle riflessioni si stimola una nuova narrazione, come se si avesse una nuova lente per raccontare la propria storia, e questo può aiutare ad uscire da quel conflitto in cui magari il nucleo familiare è rimasto bloccato. E molto spesso si pensa in realtà che certi problemi dei più giovani, certi disagi, certe angosce, probabilmente sono molto più difficili da comunicare nell'ambito familiare piuttosto che all'esterno, no? Invece voi cercate di, come dire, aprire questo canale di comunicazione dentro la famiglia. Diciamo che il conflitto intergenerazionale fa parte proprio del processo di crescita. Però a volte può rimanere bloccato e quindi poter vedere l'intero nucleo familiare, poterle anche mettere a confronto e quindi creare uno spazio in cui ci sono più famiglie, più ragazzi, più genitori, in cui l'incomprensione può essere percepita appunto come processo normale, ma c'è la possibilità di uscirne attraverso una nuova possibile narrazione, attraverso un miglioramento della comunicazione. Dottoressa, cos'è che rende, che fa maturare la convinzione nella mente di tanti adolescenti che ci siano delle cose irreparabili, delle cose che non si possono aggiustare? Cos'è che scatta? Quali sono i fattori, come dire, più importanti, più preoccupanti perché poi un giovane arrivi, e purtroppo l'abbiamo raccontato, anche a dei gesti estremi? Cos'è impossibile da risolvere per loro? Io credo che il fattore principale sia la solitudine, la percezione di solitudine, il sentire di non poter parlare con nessuno dei propri problemi. È un dato preoccupante per me che sempre più adolescenti, ma non solo, perché anche noi adulti lo facciamo, si rivolga all'intelligenza artificiale per chiedere aiuto, per chiedere un conforto, un sostegno. Sì. Il problema è che l'intelligenza artificiale simula un'empatia, ma non può sperimentare empatia, mentre gli adolescenti hanno bisogno proprio di questo, di qualcuno che li rassicuri e che possa dire loro che qualsiasi cosa può essere affrontata e può essere superata. Però ci sono evidentemente dei fattori scatenanti, non so, il giudizio degli altri, l'esposizione a commenti cattivi, crudeli, il bullismo, quindi, no? Tutta una serie di cose che scatenano delle percezioni di oddio sono... Sicuramente, no? Ci sono, io parlavo della solitudine proprio perché tutte queste cose, essendo spesso mediate dalla tecnologia, lasciano vivere poi un sentimento di solitudine. Certo, una cosa è un atto di bullismo che avviene a scuola e che può essere affrontato con il gruppo classe, con gli insegnanti in presenza. Altro è il cyberbullismo, quando questo avviene nelle piazze virtuali, chiamiamole così, e quindi c'è poi una percezione di solitudine, di essere rovinati perché non c'è un confronto diretto. E allora i nostri presidi sono dei presidi di prossimità, sono in diversi quartieri di Catania proprio per essere raggiungibili da tutti e sono dei luoghi in cui ci si può guardare negli occhi. Ecco, se i genitori sono le sentinelle, naturalmente, no? Le prime sentinelle di un disagio, se vedono i figli vivere la solitudine anche praticamente, no? Lontano magari dai compagni, dagli amici, dalle uscite, quindi richiusi in se stessi, possono anche solo i genitori lanciare a voi un SOS? Certamente, noi ci occupiamo di adolescenti, ma è ovvio che non possiamo
occuparci di adolescenza senza considerare i principali contesti in cui le ragazze e i ragazzi vivono, che sono prima di tutto il contesto familiare, ma poi anche la scuola e gli altri luoghi di aggregazione. Quindi ci sono molte attività, la maggior parte sono rivolte agli adolescenti, ma abbiamo anche un gruppo e dei laboratori che sono rivolti ai genitori e appunto questo laboratorio narrativo che invece è rivolto ai nuclei familiari, quindi genitori e figli insieme. Allora, che cosa si può fare per partecipare, no, a queste attività, che sono attività sicuramente molto importanti per tutti, mi permetto di dire forse anche al di là del disagio palesato, no? Esatto, che non è detto che se si sta bene non si possa voler stare meglio. Esatto. Proprio per questo dicevo che a volte l'effetto terapeutico ha una funzione di prevenzione proprio per rinforzare quelle che sono le proprie risorse e per poter stare meglio. Ci tengo a dire che tutte le attività sono gratuite proprio perché sono all'interno di questo finanziamento di impresa sociale con i bambini. Abbiamo una mail che è rec@centrocoros.it a cui genitori e adolescenti possono scriverci rispetto a qualsiasi richiesta o dubbio o curiosità loro abbiano. C'è un primo colloquio che noi facciamo anche per capire quali tra le attività che abbiamo, che sono veramente tante, possono essere più adatte alla loro richiesta di aiuto. Allora lo ripeto, rec@centrocoros con la K, Esatto. giusto? .it. Questa insomma è la possibilità intanto di adesione a queste iniziative che dureranno ancora per Sì, fino al 2028 saremo operativi. E allora grazie davvero dottoressa. Grazie a e voi buon per lavoro e questo complimenti spazio. per queste iniziative che sono certamente di ampio respiro nei confronti del cittadino, della gente, dei ragazzi, ma anche delle famiglie. Quindi insomma una buona costruzione per un futuro un po' più sereno parte anche da lì. Noi a questo punto ci fermiamo e ritorniamo tra poco con un altro spazio sicuramente molto interessante, perché rivivremo il momento della nascita della Costituzione tra poco. C'è una pausa dedicata al meteo però, le previsioni del tempo sempre importanti. A tra poco. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente sul nostro territorio, da segnalare solo un po' più di variabilità lungo la dorsale appenninica, con qualche possibile piovasco e qualche possibile temporale tra Alpi e Prealpi sul nord-est. Sulla Sicilia sarà una giornata stabile e soleggiata, soffierà ancora una vivace ventilazione lungo le coste meridionali, con mari infatti localmente mossi e specie al largo. Temperature che inizieranno ad essere in aumento, con valori massimi che toccheranno anche i 23-24 gradi. Nel corso della giornata di giovedì poco cambierà, continuerà infatti a splendere il sole, i venti saranno in prevalenza deboli, con mari calmi o poco mossi, e temperature che saranno via via in ulteriore aumento, valori che nel corso del weekend saranno praticamente estivi. Per tutti i dettagli scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo. Eccoci qua, io sorrido perché mi piace molto questo argomento, perché ci sono delle iniziative che servono ma tanto a creare una percezione molto forte di quello che è il valore immenso, grandissimo della Costituzione italiana. Parliamo di questo con l'avvocato Mariella Fornello, vicepresidente dell'ANPI di Mister Bianco. Ben trovata, e fra poco avremo un collegamento tra l'altro proprio per raccontarvi di una iniziativa che coinvolge i giovani, perché noi a volte utilizziamo le parole, diciamo la Costituzione, gli 80 anni dalla nascita, gli 80 anni del, scusate perdo qualche pezzo, può capitare, gli 80 anni dal voto alle donne. Devono essere delle parole, dei termini che si devono riempire di significato, è vero? Certo. Innanzitutto grazie per questa opportunità, buongiorno a chi ci segue. Sono onorata di essere qui a parlare di un progetto che ha visto coinvolta l'ANPI di Mister Bianco, sezione Costorella, la componente delle donne, ma anche tutti gli altri soci assolutamente, e le scuole, 3 scuole del territorio che hanno aderito in maniera assolutamente spontanea e con grande entusiasmo a questa nostra iniziativa,
che vuole mettere in evidenza i valori della Costituzione, la Costituzione stessa, il periodo storico che portò alla nascita della Costituzione nel ricordo delle madri costituenti. Allora, parliamo di una iniziativa che coinvolge, appunto, l'ha fatto comprendere bene, le scuole, il Museo Vivente della Costituzione. Dicevo, fra poco ci collegheremo con le scuole. Questa sarà, come dire, una 3 giorni, distribuita però in 3 settimane, quindi ogni giovedì, in cui all'interno di una scuola di Mister Bianco si vivrà una esperienza immersiva, perché le madri, le 21 madri costituenti, le donne che sono state molto importanti anche per la stesura, no, del testo della Costituzione, le 21 su 556, lo ricordiamo, insomma poche ma importanti, vanno, come dire, conosciute meglio attraverso un'interpretazione dei ragazzi, cioè le ragazze interpreteranno ciascuna una madre costituente, no? Abbiamo detto esattamente, giusto? abbiamo lanciato questo progetto lasciando assolutamente libere, così è stato, le scolaresche ed in particolare alcune allieve del ciclo della scuola primaria e della secondaria di primo grado, di scegliersi una o più madri costituenti che attraverso loro riprenderanno vita e soprattutto voce con dei monologhi estremamente interessanti. Ma l'idea non è soltanto quella di impersonare le madri costituenti, ma impersonarle sia all'interno di un museo vivente che illustra anche il periodo storico, il periodo post-bellico, attraverso delle, possiamo dire, scenografie, possiamo dire dei pannelli, ecco, che illustrano con dei documenti riprodotti, quindi con dei disegni, con delle stampe, con dei video, esattamente quel periodo. Allora, la blocco solo un attimo perché vedo il nostro collegamento attivato e dunque andiamo proprio a Mister Bianco. Bene. Da Edoardo Sergi, che si trova in uno degli istituti che ospiteranno questa meravigliosa iniziativa del Museo Vivente della Costituzione. Edoardo, se mi senti ti do subito la linea, hai un ospite, a te. Edoardo non ci sente? No, allora lo vedo soltanto ma non ci sente, però vi dico subito che le scuole saranno queste: l'Istituto Comprensivo Aristide Gabelli, poi avremo l'Istituto Comprensivo ancora Leonardo da Vinci e il Comprensivo Pitagora. Saranno questi i 3 istituti all'interno dei quali si potrà vivere questa esperienza immersiva. Avvertitemi ovviamente da regia quando il collega sarà in collegamento e intanto noi continuiamo dicendo che queste figure avevano certamente delle caratteristiche, ciascuna delle caratteristiche, per il tempo che era, certamente erano delle donne straordinarie, delle donne speciali. C'è qualche figura che si sente di ricordare in particolare? Sì, sicuramente erano delle donne straordinarie che avevano vissuto la guerra sulla propria pelle, molte di esse sono state staffette partigiane e hanno lottato in prima linea per la liberazione, avevano un background culturale diverso, provenivano da diverse regioni d'Italia, ma erano accomunate da una fervente voglia di libertà, di democrazia, di costruire regole nuove. Ognuna ha delle specificità assolutamente uniche. Mi piace ricordare Teresa Mattei, detta la partigiana Chicchi, proprio perché era la più giovane di loro. Fu eletta ad appena 25 anni, che poi era l'età minima per poter essere eletti, proprio in consultazioni elettorali del 2 giugno. Teresa Mattei era nata a Genova e insieme al fratello aveva da subito preso parte a queste lotte partigiane. Era una staffetta e quindi con la sua bicicletta percorreva chilometri per essere d'aiuto ai partigiani, ma essa stessa fu protagonista di alcune operazioni estremamente pericolose. Una tra queste fu quando appunto venne
incaricata di far esplodere della dinamite all'interno di un tunnel dove era stata deposta da alcuni soldati tedeschi. Lei riuscì proprio, grazie a questa sua immagine di ragazzina col vestitino a fiorellini ed il rossetto rosso, lei disse una volta questo: l'unica volta in cui nella mia vita misi il rossetto fu proprio per fare scoppiare una bomba. E non finisce qui, perché dopo aver fatto scoppiare questa dinamite, corse all'università a Firenze, dove lei frequentava filosofia, e andò a laurearsi. E la seduta di laurea fu proprio una copertura che le diede l'università per sfuggire ai tedeschi. Noi dobbiamo tantissimo a queste straordinarie donne. Se pensiamo effettivamente al numero esiguo, dobbiamo certamente capire e comprendere quanta personalità, quanta forza, quanto impatto avessero in quel tempo, no? Parliamo di 80 anni fa, il 2 giugno, per la prima volta votarono le donne, e poi ricordiamo che furono solo in 5 ad essere parte dei 75 che ovviamente parteciparono alla stesura del testo, anche lì, no? Ma quella parte fu fondamentale per poter anche determinare quello che poteva essere in nuce la parola parità, ma eravamo ancora oggettivamente piuttosto distanti, Assolutamente no, sì, ma furono gettati i semi anche, se vogliamo, del femminismo, perché queste donne avevano preso coscienza sia della arretratezza culturale, politica, sociale del tempo, che era sì frutto della guerra, ma frutto sicuramente di una cultura sicuramente maschilista, e avevano preso consapevolezza della loro importanza, del loro ruolo. Quindi all'interno della Costituente trasmisero questo loro entusiasmo che nasceva da una consapevolezza profonda. Quindi alcuni articoli della Costituzione, come l'articolo 3 che lei citava, quello dell'uguaglianza sostanziale, che nel primo comma prevede senza distinzioni di sesso. Questo, che fu due paroline estremamente controverse, soprattutto dagli uomini, stava proprio a significare la volontà di tracciare una linea netta e specificare una volta per tutte: le donne non siamo il sesso debole, le donne siamo pari agli uomini. Adesso ce la facciamo, ci colleghiamo con Edoardo Sergi, lo vedo schierato con le ospiti. Edoardo, allora abbiamo veramente pochissimi minuti a questo punto, per cui intanto ti do subito la linea. Le presenti, immagino siano ovviamente le dirigenti scolastiche ovviamente di questi 3 straordinari istituti. A te. Esatto, Roberto, hai detto benissimo tu. Parliamo di donne, quindi ho 3 bellissime dirigenti scolastiche di 3 istituti e insomma siamo contenti di essere oggi con loro. Allora, partirei subito con la casa perché abbiamo pochissimo tempo, quindi chiedo degli interventi brevi a tutti. Con Adriana Battaglia siamo oggi nella sua casa, che è l'Istituto Gabelli, insomma però parte questo museo diffuso da domani, se così lo possiamo chiamare, per ricordare le 21 madri costituenti, e questi ragazzi faranno qualcosa di bello perché applicheranno un po' quello che imparano. È stato un progetto a cui abbiamo aderito veramente molto volentieri, che ci ha dato l'opportunità di far vivere ai nostri alunni le pagine della storia che a volte o non si arriva mai a completare o comunque restano delle aride pagine, perché essendo lontane nel tempo anche dal vissuto dei nostri ragazzi diventa veramente complicato a volte far cogliere l'importanza e il peso di tutto questo. Questo progetto invece li ha resi protagonisti della storia, quindi quale occasione migliore per lavorare in questo senso e dare a loro l'opportunità di sentirsi parte di quello che è le loro radici e il loro futuro. E allora chiederei al prossimo dirigente scolastico, che è Caterina Lofaro, del Leonardo da Vinci. Domani si parte da voi, se non mi sbaglio. Si parte esatto, però ecco, parliamo di cosa succederà, perché le ragazze interpreteranno queste 21 madri costituenti, ma anche i ragazzi faranno qualcosa di speciale. Ce lo vuole dire lei? Ma ogni scuola naturalmente si è organizzata a proprio modo. Sì, noi avremo 21 bambine e 21 ragazze, perché partecipano sia le alunne di quinta elementare che di scuola secondaria di primo grado, che interpreteranno queste 21 madri costituenti, chiaramente con un abbigliamento consono per l'epoca che rappresentano. Quindi ci sarà
una prima parte di questa mostra rivolta al pubblico e poi gli alunni gireranno per le classi e si presenteranno ai loro compagni e così saranno protagonisti per un giorno di questo grande momento della storia. E se non mi sbaglio, alle urne si può anche decidere se votare tra monarchia e repubblica, giusto? Perché siamo nell'80° anno comunque del suffragio femminile e soprattutto parliamo di questi 21 madri costituenti e quindi anche ricordiamo quello che è poi la nostra festa della Repubblica. Allora passerei la parola a Giuseppina Licciardella dell'Istituto Comprensivo Pitagora. Insomma, anche voi siete pronti per questa iniziativa? È un museo diffuso, però, come ha detto prima la preside, aiuta un po' ai ragazzi a mettere in pratica la storia e a studiarla tutto in un momento storico dove si parla tanto, no, dell'antifascismo della Costituzione italiana. Infatti anche noi abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto per le modalità. Il museo vivente permette proprio di far rivivere la storia, di dare corpo e voce alle madri costituenti, di far capire ai nostri ragazzi i valori fondanti della nostra Repubblica. Da noi il Museo Vivente aprirà il 4, quindi copriamo dal 21 al 4 tutto, le 2 settimane a cavallo proprio della ricorrenza dell'80° anniversario della Repubblica, e in più ci sarà, a parte la performance delle ragazze, ci sarà tutto un percorso e gli approfondimenti dei ragazzi sul periodo storico, anche un'aula, non so, delle altre scuole, dove ci sarà un angolo immersivo per ricreare proprio l'atmosfera del 46, fare capire ai ragazzi come viveva, come ci si vestiva, che prodotti si utilizzavano, quali giornali si leggeva. Ci saranno anche i manifesti, ovviamente le urne per simulare questa esperienza del primo voto per le donne, e lo fu anche per tanti uomini che per 20 anni non avevano votato, e la prima rappresentanza femminile all'Assemblea Costituente, quindi è stato un evento importante. Un po' si sentiranno partecipi come si saranno sentite queste donne nel 46. Sì, Robby. Allora, noi abbiamo finito il tempo purtroppo, Edoardo, per cui io ti ringrazio moltissimo e ringrazio le dirigenti scolastiche che hanno aderito a questa iniziativa. Mi sarebbe piaciuto vedere le urne, una serie di strumenti, addirittura sentivo e leggevo il profumo che ricorda quell'epoca, il talco del sapone, del pane. Insomma, tanti oggetti, insomma, davvero complimenti, e naturalmente speriamo che questo sia formativo in senso pieno per tutte questi giovani, che è sicuramente una speranza molto importante. Grazie Edoardo, grazie alle docenti e alle dirigenti, e io ringrazio lei. Volevo solo precisare che esattamente come un museo le scuole saranno aperte a tutti, quindi non solo alle scolaresche, ma proprio aspettiamo i cittadini, mister Bianchesi e non solo, per questa esperienza in ricordo delle madri costituenti. Grazie. Allora, grazie. Oggi è una giornata pazzesca di ricordo. Ne tocchiamo un altro argomento tra pochissimo. La vedo già collegata, una musicista meravigliosa. Eccola qua, guardate quanto è bella. Shadeh Mangiaracina, come stai? Ci vediamo tra un attimo, giusto il tempo di una pausa e torniamo a Buongiorno Sicilia. E ben trovati, era il 16 gennaio del 2023, le agenzie batterono una notizia che lasciò tutti al momento anche piuttosto increduli, perché quell'agenzia diceva che era stato catturato dopo 30 anni di latitanza Matteo Messina Denaro, e quell'episodio ovviamente portò i riflettori sul luogo della cattura, ma li portò certamente anche in quello che è il comune di nascita di Matteo Messina Denaro, da sempre vissuto come il comune del boss latitante più famoso in assoluto, dunque con connotazioni certamente non edificanti. Castelvetrano, dopo solo poche settimane dalla cattura di Matteo Messina Denaro, ospitò una manifestazione straordinaria, di quelle cose che solo la musica può fare, e l'anima di tutto questo è lei. L'abbiamo vista poco fa, Shadeh Mangiaracina. Buongiorno Shadeh, ben trovata. Ciao, buongiorno e grazie mille.
Allora, l'anima di A Nome Loro, di una manifestazione nata, voluta a Castelvetrano proprio per dare corpo a sentimenti importanti come quelli del parlare a nome di chi non c'era più, da chi è stato ucciso dalla mafia, parlare a nome di chi aveva voglia di dire noi siamo diversi da. Ecco, parlare con la musica, ma non solo con la musica, ma con tutta una serie di iniziative e di emozioni che tu hai voluto ricreare. È così? Sì. Allora, subito dopo appunto l'arresto di Messina Denaro, allora io sono di Castelvetrano, in quel momento non mi trovavo ancora a vivere di nuovo a Castelvetrano, comunque in Sicilia, perché ho vissuto per tanti anni fuori, faccio la musicista di professione, quindi insomma avevo deciso che Roma doveva diventare casa mia. Subito dopo l'arresto però ho pensato che bisognava festeggiare e fare qualcosa per riappropriarci appunto del nostro territorio e per far sì che non fosse più un paese accomunato soltanto al nome di Messina Denaro. E quindi ho lanciato un appello sui social che è stato ripreso immediatamente da tantissimi artisti, colleghi incredibili. In 25 giorni praticamente abbiamo messo su la prima edizione dentro il Parco Archeologico di Segnunte, il 25 febbraio del 2023, quindi pochissimi giorni dopo l'arresto, con la RAI, perché eravamo in diretta su Radio RAI, lo saremo anche quest'anno, tantissimi artisti a nome delle vittime di mafia, perché poi non so se vi ricordate, però passavano i giorni e si sentivano tantissimi gossip, diciamo nei telegiornali, nei giornali, dove si parlava del covo, il covo 1, il covo 2, cosa c'era all'interno, quanto costava il suo outfit al momento dell'arresto, se aveva il montone di Gucci o chissà altro, però diciamo si parlava poco veramente delle persone che a causa sua o di mandato o comunque di Cosa Nostra erano morte, avevano perso la vita, e quindi abbiamo deciso che bisognava comunque ricordarle e fare qualcosa di grande per ricordarle, e abbiamo messo su A Nome Loro, abbiamo costituito l'associazione di cui sono presidente e quest'anno sarà la 4ª edizione, saremo direttamente a Castelvetrano nel sistema delle piazze, proprio nel punto nevralgico della città. Ecco, hai raccolto quindi tutte le istanze positive che derivano e che arrivano da influenze musicali molteplici, anche perché poi tu come musicista, il tuo cognome ovviamente mi riporta immediatamente, no, alla formazione dei rappresentanti di lista, e tu hai navigato in atmosfere musicali veramente straordinarie, sei un po' una curiosa, no, da questo punto di vista, e fai un po' sei una compositrice, di definire solo jazz è ovviamente limitativo, quindi ti fa piacere che ad aderire a tutto questo ci siano stati tanti artisti diversi nel loro modo di esprimersi. Assolutamente, intanto hai nominato la rappresentante di lista e sono stati i primi ad aderire, Dario è appunto mio cugino, il figlio del fratello di mio papà, e anche lui fa parte dell'associazione, quindi in realtà ormai è un organizzatore a tutti gli effetti insieme a me. Insieme a Simona Molinari, che è stata la prima, anche lei, ad aderire alla prima edizione, e anche lei fa parte dell'associazione con cui io lavoro ormai da tanti anni, donna splendida, artista incredibile, ma ci sono stati tantissimi artisti, e poi non solo, cioè in realtà noi abbiamo pensato che la musica poteva essere un pretesto appunto per ricordare e portare sul palco in realtà le storie dei familiari delle vittime di mafia e di quelli che combattono tutti i giorni contro tutte le mafie, e quindi portare proprio queste storie tutti gli anni sul palco è la nostra priorità, insieme alle associazioni, quindi per esempio quest'anno ci saranno di nuovo con noi perché ritorna Luisa Impastato di Casa Memoria Peppino e Felice Impastato. Poi ci saranno i ragazzi di Must 23 da Capaci, insomma tantissimi i ragazzi di Libera, quindi comunque tantissime associazioni che hanno aderito fin dall'inizio a questa iniziativa, poi non soltanto le associazioni, ma quest'anno ci sarà anche Salvo Ruvolo, ci sarà il giudice Massimo Russo,
insomma tantissime personalità diverse che si occupano comunque di antimafia. Assolutamente, perché quel palcoscenico diventerà anche un luogo appunto di testimonianze, no? Quindi non solo di musica e modo di testimoniare l'esserci con la musica, ma anche di presenze emblematiche e significative. Ricordiamo anche chi presenterà: Martina Martorano, Gino Castaldo, grandissima firma, e di Rai Radio 2 Stefania Renda. Ci sarà Paolo Biamonte, insomma tanti artisti. Vuoi nominare qualcuno degli artisti presenti? Sì, assolutamente. Vai. Allora, siamo felici e orgogliosi di avere con noi sul palco Nada, di avere gli Avion Travel, di avere la meravigliosa Donatella Rettore, di avere gli Zen Circus, poi ci sono non soltanto cantanti, ma ci sarà Roberto Lipari, ci sarà Fabio Celenza, ci sono i Sansoni, ci sarà la meravigliosa Donatella Finocchiaro, un'attrice incredibile. Mario Insomma, Venuti, il nostro Mario Venuti. Esatto. Mario Venuti, Toni Canto, ma ce ne sono tantissimi, guarda, a volte qualcuno sfugge, poi c'è Galeppi, c'è Anastasio, c'è Rancore, ce ne sono tantissimi davvero, saranno 9 ore di spettacolo, dalle 3 del pomeriggio fino all'1 di notte circa, lo portiamo avanti così come fosse un concertone. Senti, c'è anche una parte gastronomica, è vero? Sì, allora il 29, cioè il giorno prima, già si inaugurerà il villaggio enogastronomico, perché abbiamo chiamato tantissime aziende che hanno risposto del territorio, quindi tutto intorno all'area appunto concerto ci saranno questi stand dove si potranno degustare sia prodotti del territorio, si potrà bere, insomma passare del tempo anche per non stare tutto il tempo sotto il palco, e quindi insomma cambiare un po' area. Allora, tutto intorno al sistema delle piazze. Allora, abbiamo finito il nostro tempo. Mi hai permesso con questo intervento di ricordare, di fare rewind, perché in quei giorni della cattura tutti noi giornalisti, tanti di noi eravamo lì, eravamo a Campobello, eravamo per le strade appunto di questo luogo, chiaramente come dici tu, Castelvetrano, che è stato per troppo tempo legato alla parola mafia, però sai, in quei giorni c'erano tante porte chiuse, no? C'era girare tra la gente e fare delle domande, parlare era complicato, perché molti ti spingevano, molti si chiudevano, però ti posso dire che c'erano tanti giovani che invece avevano voglia di dire qualcosa. Allora io la sensazione... A tal proposito, se mi fai finire l'ultima cosa, vorrei ricordare il gruppo degli scout a proposito di Castelvetrano, perché sono stati gli unici, insieme a padre Giuseppe Undari e a un piccolissimo gruppo di persone, a scendere in piazza proprio il 16 gennaio per festeggiare la cattura di Messina Denaro. E questo appunto, come dici tu, i giovani sono stati loro, più i ragazzini, proprio a scendere in piazza, gli unici, insieme a pochissime altre persone. E quindi questo mi piace ricordarlo. Assolutamente, ti ringrazio di averlo fatto. Io però volevo dire, secondo me adesso di porte e finestre aperte ce ne saranno tantissime. Grazie davvero, appuntamento con A Nome Loro, lo seguiremo assolutamente, racconteremo com'è andata. Adesso invece ci concentriamo sulle stelle e dunque Marco Amato che arriva. Allora, eccoci pronti con il nostro amico veramente grandissimo Marco Amato, che ha seguito tutto con grande attenzione. Oggi abbiamo veramente trattato argomenti bellissimi all'interno di Buongiorno Sicilia. Tu di che ci parli, caro? Ebbene, prima di parlarvi, complimenti perché oggi avete fatto dei servizi bellissimi, complimenti a bravi tutti. Oggi vi parlo però di un'altra cosa che riguarda la nostra isola e che ci dà ancora modo di brillare come la Sicilia sta spopolando nel mondo. Ebbene, il teatro di tutto questo saranno le meravigliose Isole Eolie, proprio perché vi parlo di Mick Jagger, un illustre personaggio della musica prima di tutto, ma anche del cinema, perché è anche attore, che prenderà parte a un film molto interessante che si chiama Le tre sorelle incestuose.
Ecco, questo lui addirittura interpreterà il guardiano del faro di Strombolicchio. Pensate un po', il Sir Yager che interpreta proprio un guardiano siciliano di un faro sperduto in un'isoletta piccola piccola peraltro, per cui interessantissima sarà la sua prova. La sua è una parte breve sicuramente, però il suo cameo ci dà modo di fare gravitare l'attenzione mediatica, ma anche di richiamare tanti personaggi facendo parte del film, tra cui una è la bellissima Dakota Johnson, ricordo 50 sfumature di grigio, ma anche la meravigliosa e un po' nostra Isabella Rossellini, per cui ci aspettiamo tantissimo da tutto questo, e sotto il sole siciliano e nella meravigliosa cornice delle Eolie sicuramente ne vedremo delle belle. Machiaggio e leone, e proprio per questo il sole e il brillare, sicuramente nel ruggente segno dello zodiaco, che è il re dello zodiaco, incarnato perfettamente dal nostro baronetto cantante dei Rolling Stones. E adesso vi racconto la giornata di oggi velocissimamente. Luna e Giove sono i protagonisti, quindi sono Cancro, dove c'è la congiunzione Luna e Giove, Scorpione e Pesci i favoriti. Ma come va agli altri? Ariete, per voi è una quadratura, per cui le ambizioni devono essere dimensionate, bene coi sentimenti però. Toro, Marte si sposta nel vostro segno zodiacale, dà una forte scossa alla Terra e quindi i Toro si sentono più forti, più energici in un periodo peraltro di grande ripresa professionale e amorosa. Gemelli, per voi le idee Urano, Sole e Mercurio sono tutti in congiunzione, sono quasi, il Sole è quasi da voi, ma la congiunzione Urano-Mercurio vi rende dei veri e propri geniacci pronti al cambiamento. Cancro, protagonisti assoluti perché la bella Venere è entrata nei vostri gradi, un amore più dolce, più fatto di abbracci, più sereno, e Giove e la Luna che fanno sogni di gloria meravigliosi. Leone, per voi un po' di fastidio, dovete guardarvi un po' intorno, impegni che piovono l'uno sull'altro, per cui dovete incastrare bene. Vergine, ottimo periodo di ripresa perché dopo i segni d'acqua siete candidati migliori per una giornata fortunata, ma anche lo svolgimento della settimana che sarà importantissima e fondamentale. Bilancia, per voi la buona notizia è che Marte non è più in opposizione, quindi meno fastidi sicuramente, ma sul lavoro dovete prepararvi bene perché avete un exploit importante che dovete saper gestire bene. Scorpione, ottimo per voi, un trigono bellissimo da Luna e Giove e Venere. Sagittario, per voi invece risulta necessario ancora prendere un po' le misure di un progetto forse più grande di voi, fatevi consigliare. Capricorno, Marte per voi un bellissimo trigono vi dà forza, e le ambizioni di Giove, la Luna e Venere in opposizione potrebbero fare decidere alcuni di voi di fare un grande passo. Acquario, ottima la configurazione zodiacale, sogni da tutte le parti, quando i pianeti sono in Cancro per voi Acquario c'è sempre una grande aspettativa di sogni e di magie che si realizzano, ottimo anche in amore. Pesci, per voi un tripudio perché ben 3 pianeti importantissimi in trigono, Venere, Luna e Giove, che volere di più, amore e benessere, godetevela. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Un saluto a tutti i colleghi della redazione e ci vediamo domani. Ciao Roberta. Ciao Marco, e subito Emanuela Corsi per la chiusura. A te Manu. Sì, parliamo della 75esima edizione del Festival di Cannes, che ieri ha avuto un protagonista indiscusso, Pedro Almodóvar. Sulla Croisette ha presentato il nuovo film Marga Navidad, lo vediamo su Libero. 6 personaggi in cerca di Almodóvar. In questo film il regista spagnolo mette in scena se stesso. È un film pirallendiano, ironico e autoironico. In gara anche Minotaur, invece sulla guerra Russia-Ucraina. Sembra che siano i due film, diciamo, dati per favoriti. Vediamo Almodóvar anche sulla Stampa, Natale in crisi di nervi. L'autore spagnolo torna sulla Croisette. È il film dove sono più impietoso verso
verso me stesso. Scrittori e registi sono persone pericolose perché utilizzano la vita delle persone che amano. E poi ti faccio vedere anche una foto, sempre di ieri, sulla Croisette di Cannes. Lei è la fidanzata di Yannick Sinner, Laila Asanovic, in bianco sul red carpet del Festival di Cannes. E poi sempre sulla stessa pagina in fondo vediamo un'intervista a Dario Argento che dice: il cinema italiano un totale caos. Ieri era a Cannes appunto per la presentazione di Metti una sera a cena. Grazie Emanuela Corsi, grazie a tutti voi per averci seguito. Buongiorno Sicilia si ferma qui ma torna domani alle 8.